Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Tre turchi sono stati arrestati dalla polizia per traffico di droga dopo essere stati sorpresi a trasportare 12,5 kg di eroina a bordo di un'auto bloccata lungo la barriera autostradale di Milano Sud. Uno di loro, titolare di un'azienda che produce kebab all'ingrosso a Milano, nascondeva nel forno industriale della sua ditta 2,5 kg di eroina e 12.000 euro in uno scatolone. Gli investigatori della squadra mobile erano stati informati da una fonte del passaggio dei corrieri sulla 1 a bordo di una Volkswagen Tiguan per venerdì pomeriggio. Gli investigatori meneghini dell'antidroga hanno organizzato un posto di blocco poco dopo il casello autostradale e hanno fermato i tre stranieri, uno residente a Milano, uno a Alessandria e l'altro a Pordenone. All'interno del bagagliaio, nascosti in una scatola di cartone, c'erano 12 panetti e 6 piccoli involucri di eroina purissima per un peso complessivo di 12,5 kg. Inoltre ai turchi sono stati sequestrati quasi 2.000 euro in contanti. Nel corso degli accertamenti è emerso che uno di loro era titolare dell'azienda di kebab e la perquisizione ha consentito di recuperare altri 2,5 kg di eroina nascosti nel forno e 5.000 euro in contanti nel suo appartamento. Ulteriori indagini in corso. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.